La pagina della cultura ci porta a Nuoro, dove nei luoghi in cui la famiglia di Grazia Deledda possedeva una vigna sorgerà adesso un parco dedicato alla scrittrice. Graziano Canu. Questa è l'area dove i Deledda avevano i terreni. In particolar modo sono rimasti alcuni ruderi, come ad esempio la vasca d'acqua e il rialto dove sorgeva il pino. E noi abbiamo intenzione di ripristinare il luogo come era all'epoca di Grazia Deledda. Non ci sono più la vigna, i due grandi pini, l'ultimo abbattuto qualche anno fa, e la casa, ma ci sono ancora la fontana e il grande fico raccontati dalla Deledda. Dove sorgeva la vigna della famiglia della scrittrice, oggi rovi e sterpaglie, ma presto questo luogo diventerà un parco. Si svilupperà secondo il fil rouge della novella Sotto il Pino, al fine di accogliere il visitatore all'interno della novella stessa. Ciò significa che coloro che potranno fruire il parco faranno esperienza diretta dei racconti della Deledda. Al lavoro, soprattutto volontari. Direi che la cosa interessante è che nell'intensa storia culturale nuorese si aggiunge oggi una pagina innovativa, che è quella della partecipazione dei privati, quindi nella fattispecie di un'associazione di volontari con l'amministrazione comunale, quindi individuare una forma che arriva anche post pandemia, quindi della rinascita. Siamo una squadra numerosa. In particolar modo ci sono diversi giovani che hanno voglia di fare, e ne approfitto anche per fare un appello a tutti i nuoresi che abbiano voglia di ripristinare un'area che è completamente abbandonata e che vogliano dare una mano, insomma.